30 dicembre 2014, ore 18 in punto, un anno dopo. Non ci sono parole per esprimere il cordoglio, la sofferenza e l'estrema tristezza che si respirava ieri lungo il viale Cavaleri Magazzeni, triste scenario della prematura morte della giovane Chiara Lamendola. Ieri, primo anniversario della sua scomparsa, genitori, fratelli, parenti, amici e semplici cittadini hanno voluto ricordare Chiara con una lapide commemorativa posta proprio all'altezza dell'incidente dove quella maledetta buca, oggi coperta, fece una voragine indelebile nel cuore di molti. Alcuni palloncini bianchi sono stati fatti volare, ma quasi a voler scuotere le coscienze si sono impigliati nel palo della luce davanti agli occhi attoniti dei presenti, quasi a voler dire che Chiara non vuole andar via. I genitori di Chiara, addolorati, ancora oggi increduli per quanto accaduto, stanno trovando la loro forza nei loro figli e in tutti quegli amici, molti, che si stanno stringendo attorno a loro per condividere questo pesante strazio che la loro famiglia sta vivendo. Dato da evidenziare è stata l'assenza di qualsiasi rappresentanza del comune di Agrigento alla posa della lapide e Marco Lamendola, fratello di Chiara, ci ha assicurato che l'invito al comune è stato recapitato. Quello di ieri è stato un momento per ricordare Chiara, una giovane ragazza che oggi avrebbe 26 anni e che come tutte le sue coetanee avrebbe rincorso i suoi progetti e i suoi sogni. Sogni infranti quel terribile 30 dicembre dell'anno scorso, sogni infranti quel terribile 30 dicembre dell'anno scorso, quando in sella al suo scooter una buca colma d'acqua pose un termine spietato alla sua breve vita.